Buongiorno a tutti e benvenuti a Ore 13, il nostro spazio di approfondimento giornalistico che precede il telegiornale. Vi presento subito gli ospiti di quest'oggi, sono i giovani triestini Roberta Nobile e Sebastian Prenusci, entrambi cofondatori di Introfood. Allora, buongiorno a tutti e due e ben arrivati. Grazie, buongiorno. Allora, Introfood, intanto diciamo chi siete, che cosa fate e che cosa producete. Abbiamo visto già il sottotitolo Kombucha, la bevanda analcolica di nuova generazione. Vi chiedo di che cosa si tratta innanzitutto. Allora, io e Sebastian abbiamo cominciato a fare kombucha a Trieste 3 anni fa. Intanto spieghiamo un attimo di cosa si tratta, visto che è una bevanda ancora molto nuova nel nostro stato, diciamo, anche se all'estero è già molto più diffusa. Il kombucha è una bevanda analcolica fermentata a base di tè, è molto salutare e infatti è conosciuto in tutto il mondo come elisir di lunga vita, appunto perché durante la fermentazione si arricchisce di un sacco di sostanze benefiche che lo rendono molto detox, digestivo, antiossidante, rivitalizzante e in generale fa molto bene. Oltre a questo è una bevanda molto piacevole da bere, noi lo definiamo diciamo un analcolico per adulti perché appunto essendo fermentato ha una complessità di sapori e una struttura diversa dalle classiche bevande analcoliche. In più il nostro è low calorie, certificato bio e usiamo solo 100% vari ingredienti, quindi partiamo proprio da infusi erboristici, frutta e oli essenziali per aromatizzare i nostri gusti di kombucha e niente, praticamente il risultato è una bevanda rinfrescante, frizzante e molto piacevole anche all'aperitivo. Anche per l'aperitivo, quindi un'alternativa piacevole per l'aperitivo, ma non solo, perché rispettate molto la tradizione anche dell'erboristica, insomma gli ingredienti sono assolutamente naturali, biologici, no? Allora vi chiedo anche come vi è venuta insomma quest'idea e poi vi chiederò anche come riuscite a produrla, come avete messo in piedi insomma questa azienda. Beh, noi abbiamo iniziato questo percorso in Canada in realtà, io ero lì a studiare per diversi anni, mi ha raggiunto Roberta che ha scoperto questa bevanda, ce ne siamo appassionati, abbiamo iniziato prima a berla appunto, quindi eravamo i primi consumatori e poi abbiamo iniziato a farla a casa per curiosità, è comunque un prodotto che si può provare appunto a fare a casa, bisogna starne un po' dietro, un po' come il lievito madre diciamo. Ecco. E ci siamo appassionati, abbiamo continuato a farne sempre di più finché anche i nostri amici che lo bevevano hanno iniziato a comprarlo un po' da noi. E da cosa è nata cosa, abbiamo iniziato a fare anche un po' di percorsi lavorativi, quindi abbiamo iniziato a lavorare in delle produzioni locali, io a Vancouver e Roberta a Londra, per capire un po' come poter anche produrlo a un livello più alto, insomma, per poterlo vendere. Ed era anche da un po' che aspettavamo insomma, di trovare un'occasione, un motivo diciamo, che ci riportasse in Italia perché volevamo tornare a vivere qui, però non avevamo tanti sbocchi lavorativi e quindi abbiamo deciso di crearcelo insomma, e iniziare la nostra produzione qui a Trieste. Quindi giovani in fuga di cui si parla tanto, no? In questi periodi per la mancanza poi di opportunità, però poi che riportano comunque a Trieste in questo caso, no? Voi avete il laboratorio ad Auresina, il loro sapere appreso altrove, quindi avete fatto il percorso che magari tanti sognano in realtà, no? Beh sì, noi sognavamo sempre di tornare in Italia comunque più vicini alle nostre famiglie, alla nostra quotidianità, però sì appunto c'era un po' questo ostacolo e in realtà è un po' come se il kombucha avesse trovato noi a un certo punto, ce ne siamo appassionati talmente tanto e proprio tornando in Italia in vacanza e sentendone la mancanza ci siamo resi conto che effettivamente c'era qualcosa da poter costruire e diciamo abbiamo colto questa palla al balzo e insomma ci siamo impegnati al 100% per avviare la nostra azienda. Quindi un'azienda che si basa appunto proprio sulla produzione e poi commercializzazione di questo prodotto che non è un'unica bevanda, cioè parte dal kombucha però ha diversi gusti. Sì, nel nostro caso e in caso di anche molti altri produttori effettivamente il kombucha viene prodotto e poi viene aromatizzato in diversi gusti, noi ne abbiamo 4 e sì, è una bevanda che può dare molto appunto, noi in particolare ci affidiamo anche molto al mondo botanico e troviamo un sacco di ingredienti appunto erboristici che andiamo ad affiancare alle nostre ricette in modo che praticamente su ognuno dei nostri gusti tu bevendolo ottieni sia i benefici base del kombucha che già sono molti, in più per ogni gusto a seconda degli infusi e degli superfoods che andiamo a inserirci hai dei benefici aggiuntivi che variano appunto da gusto a gusto.
Quindi voi partite proprio da questo laboratorio che avete allestito, immagino non molto facilmente, o avete incontrato qualche difficoltà o è stato abbastanza semplice allestire un laboratorio qui in Italia? È stato un po' un percorso, diciamo, ci sono molte regole, molta burocrazia, molte cose da seguire, però allo stesso tempo per noi non è stata neanche troppo una difficoltà, cioè è stato difficile, però nel senso era una cosa che ci aspettavamo e che comunque anche dovendo comunque mettere in piedi una produzione alimentare ci sono comunque degli standard da rispettare in ogni caso. Certo, assolutamente. E quindi appunto dal momento numero 1 comunque sapevamo un po' cosa andavamo incontro e è stata una bella esperienza, sicuramente sia un po' stancante che anche divertente però. Per quanto riguarda la distribuzione, al momento come avviene insomma, la vendita di questi prodotti? Beh, ovviamente noi abbiamo cominciato dalla nostra città che è Trieste e pian piano in realtà ci stiamo espandendo in tutta l'Italia, adesso diciamo che nel nord Italia siamo molto ben diffusi sia nel settore ristorazione, locali, bar, ma anche nel settore grande distribuzione, quindi nei supermercati, anche online. Devo dire che da quest'anno, ma penso proprio perché ci sia un interesse particolare verso questo tipo di bevanda, il mercato è aumentato molto e l'abbiamo visto anche noi, effettivamente si è riflesso sulla nostra azienda. Quindi bene, una curiosità, le vostre esperienze all'estero avevano in qualche modo a che fare con questo tipo di produzione o era tutt'altro a livello, intendo, di studio o lavoro insomma, che facevate all'estero? Allora per me no, io ho studiato tutt'altro all'università, tutt'altro. Nel suo caso invece è ritornato molto più utile. Sì, io sono laureata in Italia, a Modena, in scienze e tecnologie erboristiche, quindi diciamo tutto allora quello sì. che è alimentazione naturale, funzionale, prevenire prima di curare sono sempre stati una mia grande passione e poi diciamo che abbiamo fatto proprio esperienza in produzioni di kombucha all'estero per capire come scalare la nostra produzione casalinga. Chiarissimo, quindi per prendere un po' le misure, no, della produzione, è chiarissimo. Quanto vi è servito poi anche al di là degli studi che avete fatto e questa esperienza proprio che avete fatto all'estero, poi in 2 sedi separate, no? Dicevate, sì. uno in Canada e l'altro in Inghilterra. Sì, molto in realtà, anche comunque, in realtà al di là della produzione, nel senso comunque a iniziare a far partire un'azienda ci sono comunque un sacco di cose che vengono oltre appunto alla produzione del prodotto di per sé e sicuramente comunque essere stato tanti anni all'estero e comunque, ecco in questo caso magari io non avevo proprio un background di produzione alimentare, di erboristica, però appunto comunque aver studiato comunque economia e questo tipo di gestioni di aziende è ritornato molto utile dal punto di vista magari più burocratico amministrativo che effettivamente di produzione. Però devo dire che anche quello però, no? Sì, e anche il semplice fatto comunque di allontanarsi da casa e fare delle esperienze, comunque l'imprenditoria è un mestiere dove bisogna inventarsi le cose un po' ogni giorno e bisogna essere molto capaci di prendere le sfide e trovare le soluzioni un po' come arrivano. Penso che comunque qualsiasi tipo di esperienza dove ti metti un po' in gioco ed esci un po' da quello che conosci da sempre, certo. Aiuta sempre da quel punto di vista. Aiuta sicuramente e forse la nota dolente può essere per un giovane che mette su un'attività reperire i fondi, no? Banalmente. È stato complicato, qui in Italia avete potuto usufruire magari di aiuti di qualche tipo, pubblici, non lo so. Beh, ci sono stati alcuni, ci sono sicuramente, si possono trovare, ci sono soprattutto un sacco di bandi. Diciamo che appunto bisogna magari aspettare quello giusto per poter iniziare, però ce ne sono molti in questi anni in particolare anche che arrivano sia a livello regionale, nazionale che anche dall'Europa. Quindi in realtà noi tra l'altro abbiamo anche degli amici comunque che hanno iniziato anche dei loro percorsi, anche loro appunto hanno riscontrato questa cosa. C'è un po' questa concezione che in Italia sia difficile fare impresa, devo dire la verità, secondo me fare impresa è un po' difficile in ogni posto. Dappertutto, no? Bisogna semplicemente essere appunto, fare ricerca e capire un po' quale sia il percorso più attuabile e più facile insomma per... Ed essere molto determinati, non possiamo non negarlo. Ecco, al di là della ricerca che avete fatto proprio sul prodotto, no? Per così ottenere proprio quello che volevate, che vi aveva così appassionato in un primo momento in Canada, avete fatto anche delle ricerche ad esempio di mercato, comunque per mettere sull'impresa o è venuto un po' via via durante il lavoro?
In realtà sì, diciamo, abbiamo fatto delle ricerche di mercato, ma più diciamo, studiate, cioè, che abbiamo studiato noi di persona, nel senso che siamo andati all'estero, abbiamo visto un po' quello che offriva il mercato, sia in Canada ovviamente, ma poi anche in Europa. Per esempio il mercato del kombucha è già molto più avanti in paesi come la Spagna, la Germania, il Regno Unito e tutti i paesi del nord, diciamo. Penso che l'Italia e la Francia siamo un po' gli ultimi ad esserci arrivati, però dai, insomma, da bravi italiani di solito, anche se ci arriviamo per ultimi, facciamo le cose molto bene. Si fa le cose bene qui da noi. Leggevo nella vostra presentazione che molta importanza la date anche alle tradizioni del passato, pur essendo appunto una bevanda analcolica di nuova generazione, quindi assolutamente innovativa, no? Sì, quindi... diciamo che allora è un po' un controsenso quasi parlare di questa cosa, nel senso che il kombucha come bevanda esiste effettivamente da migliaia di anni, quasi appunto i primi testi scritti che parlano di questa bevanda risalgono al 221 d.C., quindi appunto è una bevanda che esiste da tantissimo, però al giorno d'oggi questa bevanda non era assolutamente conosciuta da nessuno, soprattutto in Italia, e quindi una bevanda che è tornata molto di tendenza, soprattutto in questi anni dove magari il pubblico sempre di più ricerca delle bevande e dei cibi che possono dargli qualcosa di più del semplice gusto. E se pensiamo alle bevande che esistono sul mercato da decenni, sono bevande che solitamente ti danno degli effetti negativi alla salute, spesso con molto zucchero o con l'alcol, e il kombucha, essendo una bevanda invece molto salutare e analcolica, è un ottimo sostituto che in questo momento storico, dove le persone ricercano anche una dieta funzionale e che magari appunto si sta un po' anche a livello si va a cercare appunto dei cibi che ti aiutino a prevenire, esatto, piuttosto che a curare, il kombucha si colloca problema di benissimo, salute, appunto. no? Chiarissimo, quindi anche l'uso di ingredienti naturali, biologici, eccetera. Quali sono, per curiosità, i gusti che avete in produzione del vostro kombucha? Allora, noi siamo partiti con 4 gusti, ma ne vorremmo fare anche degli altri in futuro. E diciamo che i nostri top seller, quelli che vendono di più, sono sicuramente zenzero e melissa e uva bergamotto, e poi ne abbiamo 2 un po' più particolari che sono lici e gelsomino e guava rosa e bacche di goji. Tutti quanti appunto a base botanica, abbiamo sperimentato molto, e anche nella ricerca degli ingredienti abbiamo proprio fatto una lunghissima ricerca. Per esempio il nostro olio essenziale di bergamotto è un bergamotto calabrese che viene da Bova, quindi insomma dove sappiamo che gli ingredienti sono migliori per quanto riguarda gli agrumi, e invece lo zenzero è uno zenzero peruviano, molto piccolo, poco piccante ma più saporito, quindi insomma tutto è curato nel minimo dettaglio. Anche dal punto di vista della salute, dicevate, no? Perché avete fatto proprio una ricerca su questo punto, quindi quali sono gli effetti benefici poi della bevanda? Beh, il kombucha, diciamo che durante la fermentazione spiego un attimo come si fa il kombucha, così spiego gli effetti benefici. Praticamente si parte da un infuso di tè, si aggiunge dello zucchero, si aggiunge una coltura che si chiama SCOBY, che praticamente è l'acronimo di cultura simbiotica di batteri e lieviti. Questi batteri e lieviti mangiano lo zucchero e lo riducono al minimo, quindi a un residuo, infatti è una bevanda low calorie, e lo trasformano in acido acetico, acido gluconico, enzimi digestivi, insomma un sacco di pool di antiossidanti, e quindi in generale è una bevanda molto digestiva, detox, rivitalizzante, antiossidante. Però oltre ad essere questo è anche molto molto buona, ed in realtà questo è il motivo per cui noi abbiamo cominciato a berlo. È chiaro, quindi non solo qualcosa che fa bene, insomma, perché di solito si associa, no, al gusto non proprio... Certo, sì, diciamo come quando così. sei da bambino che la mamma ti vuole dare lo sciroppo, Esatto, e tu non lo... oppure magari le cose dietetiche che non hanno tutto questo appeal, no, Sì, per noi era proprio importante appunto comunicare che questo non è una medicina o una bevanda medicinale, è semplicemente una bevanda che è piacevole, eccetera, che in più ha anche dei ottimi effetti benefici sulla salute e sul Per corpo. noi questo è un in più, diciamo. È un in più che porta anche questo tipo di bevanda. Avete anche altri progetti? Vi concentrerete di più sullo sviluppo di quello che avete già iniziato, oppure ci sono anche altri alimenti o bevande che avete in cantiere, diciamo così?
E ce ne sono diversi in realtà. Noi abbiamo iniziato col kombucha perché era un po' quello che sapevamo fare meglio e quello che anche ci piaceva e ci ispirava, anche perché c'è molto insomma, quasi uno stile di vita, sì, questa bevanda. Però in futuro sicuramente, adesso siamo appena al 3° anno di attività, ci sono un sacco di progetti e di altre cose che vorremmo sviluppare. Sempre nel mondo del sostenibile, comunque probabilmente del fermentato, però vediamo, insomma, abbiamo tante cose che bollono in pentola. Allora tornerete sicuramente a trovarci qui a Tele4. Intanto vi ringrazio Roberta Nobile e Sebastian Prenusci per essere stati con noi quest'oggi. Grazie molto. Grazie. Grazie a tutti e due. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Grazie. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. Le prime parole del commissario straordinario dell'autorità portuale di Trieste Monfalcone Vittorio Torbianelli. La nomina del già segretario generale è arrivata ufficialmente oggi con la firma sul decreto del ministro Salvini. Vediamo. Vittorio Torbianelli, tra emozione e responsabilità di questo incarico di traghettatore dell'autorità portuale di Trieste Monfalcone dopo l'addio di Zeno D'Agostino. Qual è appunto l'emozione da una parte e dall'altra parte l'aspetto operativo su cui mettersi al lavoro? Ma intanto l'emozione io non la posso negare, perché in questi 7 anni in cui lavoro all'autorità portuale ho visto probabilmente uno dei periodi più straordinari, ecco, di sviluppo di questo porto su uno lunghissimo scenario, grazie alla presenza di Zeno D'Agostino. Per me è stato poi la motivazione per cui io sono venuto a lavorare in questo porto, e questo non lo posso dimenticare, per cui un legame che non si può, ecco, negare, e tanto meno si interrompe. E poi tante lezioni apprese che mi permettono di guardare con fiducia a questo mandato, che comunque è di grande responsabilità anche se transitorio. Continueremo sulla strada intrapresa, il campo è già totalmente definito negli obiettivi e nei tracciati. Si tratta di portare il lavoro quotidiano, che peraltro come segretario generale ogni giorno ormai da 3 anni gestisco, per far andare avanti la macchina e i progetti. Ci sono molti impegni. Oggi abbiamo un'autorità di sistema che lavora veramente sotto pressione per tutti gli investimenti del PNRR e del PNC che sono in corso, fra nuovi sviluppi infrastrutturali, investimenti sull'elettrificazione delle banchine e altre attività. Quindi è un momento particolarmente intenso e l'obiettivo è quello di tenere le tempistiche su tutti i progetti. Finora dobbiamo essere complessivamente molto soddisfatti, è una sfida che nei prossimi anni, fino al 2026, continuerà con la massima energia. E l'intervista integrale di Marco Stabile al commissario del porto di Trieste Monfalcone Vittorio Torbianelli andrà in onda questa sera alle 20:10 al termine dell'edizione serale del telegiornale di Tele4. Lavoro di ampliamento sui mercati emergenti del Molo VII e situazione dei traffici condizionata dalla crisi di Suez. Sono alcuni dei temi affrontati da Antonio Maneschi, consigliere d'amministrazione di Trieste Marine Terminal, in un'intervista con la nostra emittente. Vediamo. Se ne va Zeno D'Agostino, di cosa c'è bisogno che abbia come caratteristiche il nuovo presidente per continuare a far volare un porto che negli ultimi anni è decollato? Ma direi che dovrebbe essere molto simile a Zeno D'Agostino, sarebbe la cosa più semplice. Scherzi a parte, ci vuole lo stesso piglio, la stessa voglia di fare, la stessa visione di crescita, e quello è essenziale per poter guardare al futuro con ottimismo. In attesa di capire chi sarà l'effettivo successore, il commissario designato Vittorio Torbianelli, braccio destro nell'ultimo mandato di D'Agostino, incarna in pieno quel profilo di continuità auspicato da Antonio Maneschi, patron di Tio Delta e consigliere di amministrazione di Trieste Marine Terminal. E proprio quella visione, quella spinta all'innovazione anche nei mercati di riferimento del porto che ha portato lo staff del Terminal Contenitori a lavorare sulla collaborazione con l'Arabia Saudita e in particolare la città porto industriale
industriale di Jazan, la cui visita di una delegazione in settimana rappresenta il punto di partenza per futuri traffici e investimenti. È uno dei mercati emergenti, quello che sta succedendo in Arabia Saudita è sotto gli occhi di tutti, il paese si sta trasformando e noi vogliamo prendere l'occasione e essere parte di questa crescita. Questa però è solo una delle operazioni messe in atto da Maneschi e il suo staff in prospettiva dell'ampliamento degli spazi al Molo Settimo, ormai ai nastri di partenza con gli interventi propedeutici. I lavori stanno partendo, quindi tra un po' avremo ancora più banchine, dobbiamo riempirle, quindi siamo alla ricerca di traffici, ancora di traffici, anche se siamo molto soddisfatti per come stanno andando i numeri fin da adesso. Una visione a più ampio raggio fra Mediterraneo e mercati emergenti che si rende necessaria anche in conseguenza della crisi di Suez, che provoca ritardi e rende il mondo dello shipping meno stabile in termini di tempi di consegna. Al momento però la visione dalla stanza dei bottoni resta ottimistica. Purtroppo la situazione è preoccupante perché crea dei colli di bottiglia, crea ritardi e crea anche dei costi impropri per la merce. Questo però non compromette alla fine i consumi e l'andamento dei mercati e quindi per fortuna al momento possiamo dire di essere abbastanza soddisfatti se si riesce a tener fronte anche a queste problematiche. Quali le esigenze dell'area produttiva triestina? Ne hanno parlato in un incontro promosso da Fratelli d'Italia il candidato alle europee Alessandro Ciriani, i vertici locali del partito, il sindaco di Piazza e il presidente di Finest Minon. Vediamo. Il sindaco e anche il presidente di Finest, Confeitra, gli stessi rappresentanti della politica mi descrivono una città che si vede, si tocca con mano, che è in grande sviluppo e che ha grandi potenzialità. Tra l'altro la crescita di Trieste significa far crescere anche l'intero Friuli Venezia Giulia, pensiamo alla portualità. Dedicato alle esigenze del tessuto produttivo del territorio triestino, l'impegno preso in caso di elezioni in Europa dal candidato di Fratelli d'Italia Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, nell'incontro odierno con il sindaco di Piazza, il presidente di Finest Minon e i vertici del suo partito. Tutto questo però ha bisogno di investimenti per la tecnologia, per il digitale, per le nostre imprese, per la portualità, per le infrastrutture. Questi soldi non li possiamo chiedere a Roma, ma li dobbiamo chiedere a Bruxelles, all'Europa, trasformandola dal gigante burocratico che è oggi nell'Europa delle opportunità. Gestiamo centinaia di miliardi, occorre che la politica faccia curvare i finanziamenti e i provvedimenti scaricandoli di burocrazia e portando risorse indispensabili per la crescita del nord-est. Il primo cittadino di Trieste ha indicato al candidato 2 punti prioritari da portare in Europa. Ho detto oggi all'amico Ciriani che sicuramente la zona franca è una cosa molto importante per la nostra città e dopo naturalmente tante altre problematiche legate al porto è legato ovviamente anche alle leggi stupide che abbiamo fatto, il subappalto è una legge stupida, pensate a Roiano è 6 mesi che aspetto che partano i lavori di chi ha vinto e questi stanno appena subappaltando, ma è possibile, però per quello che mi riguarda me io mi batterò con l'amico Alessandro Ciriani per la zona franca di Trieste. Il futuro economico di Trieste si gioca in larga parte anche sull'andamento del suo porto, inevitabile quindi un commento alla nomina a commissario straordinario di Torbianelli per il dopo d'Agostino. Mi pare che stia raccogliendo un consenso del tutto trasversale, molto positivo. Occorre dare continuità in un momento delicato in cui ci sono moltissimi soldi da gestire, in cui le gare sono avviate. PNRR e Fondo di Coesione rappresentano una grande opportunità per l'area portuale triestina e avere un tecnico che li possa gestire al meglio è sicuramente una garanzia. Oggi è giovedì, questa sera c'è il ring con Ferdinando Avarino e con il sondaggio, lo vediamo, in realtà il quesito di oggi è dedicato all'abolire i senatori a vita, è giusto? Questa è la domanda e potete partecipare come sempre. Per quanto riguarda gli ospiti ci saranno Franca Padovan della Südtiroler Volkspartei, Alessandra Guerra di Pace e Dignità Terra, Carlo Pasqualetto di Azione Siamo Europei, Diego Moretti del Partito Democratico, Anna Maria Cisint della Lega e poi anche il giornalista Mattia Pertoldi del Messaggero Veneto. Allora cambiamo argomento, dopo le 2 sentenze del TAR regionale e l'ok della Giunta regionale sulla procedura di Vinca di terzo livello si riaccendono i toni attorno alla cabinovia. Ad alimentare le polemiche in questo caso sono le possibili alternative, oltre alla questione delle compensazioni. Bernardo Gulotta. Dà tanto più fastidio il fatto che si faccia propaganda. Anche ieri
toni trionfalistici, nonostante probabilmente non abbiamo neanche letto la sentenza del TAR che rimprovera gli amministratori di non aver verificato fino in fondo tutte le alternative. Prendiamo con soddisfazione anche le 2 sentenze emesse dal TAR Friuli Venezia Giulia che di fatto dimostrano in sostanza la correttezza dell'iter amministrativo che ha seguito il Comune di Trieste, che è stato seguito, e pertanto adesso si passa alle fasi successive. E bagar politica attorno alla cabinovia, fra vinca di terzo livello, contestazione del Comitato Nuovo Via sulla non finanziabilità dell'opera e sentenze del TAR, quella di ieri è stata una giornata molto densa sul fronte cabinovia. Il Comitato Nuovo Via ieri mattina rendeva noto che a fronte del parere negativo della valutazione di incidenza di secondo livello dello scorso ottobre, i Ministeri di Ambiente e Finanze avevano specificato che non sarebbe stato possibile finanziare nessun intervento nelle aree oggetto della valutazione. Aspetto che però è stato superato dall'approvazione di ieri mattina in giunta regionale della vinca di terzo livello, previo parere positivo degli uffici tecnici. In tutto questo il TAR ha pubblicato 2 sentenze relative ai ricorsi presentati dai Contras, che però giocoforza non possono intervenire poiché risalgono ad aprile sull'approvazione resa nota ieri dalla giunta regionale. Ecco che dunque la polemica si sposta sulle alternative, oltre che all'incidenza e le cosiddette compensazioni. Si sono spesi dei soldi per niente, pensiamo agli emolumenti a Fuxas di cui forse qualcuno dovrà rispondere, e soprattutto non si è andato fino in fondo nel ricerca di alternative. Quelle sentenze non hanno bloccato assolutamente l'iter, anzi il parere favorevole della Regione sul Vinca il Vinca del terzo livello lo porta avanti e rende superato quello del secondo livello. Basta che si lega la Vinca del terzo livello emessa dalla Regione per capire come sono state considerate le alternative e come. Se avessimo speso i soldi del PNRR per sistemare il tram di Opcina e per portarlo magari fino al castello di Miramare, oggi staremo parlando tutto di un altro film, qualcosa che servirebbe davvero a Trieste. L'unica persona che veramente sta prendendo in giro i triestini è Russo, quando continua a dire che quei soldi potevano essere utilizzati per far partire il tram o per altre opere. Ecco, è bene almeno su questo che abbia un minimo di onestà intellettuale e ti dica le cose ai triestini come stanno. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale, torniamo a parlare come stamattina con il commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno nuovamente. Sì, buongiorno nuovamente anche a voi e a tutti i telespettatori. Allora, quali sono le segnalazioni? È cambiato qualcosa rispetto a questa mattina? Beh, sicuramente il cielo si è annuvolato, ma questo lo possono vedere tutti. Fortunatamente questa mattina non ha piovuto, adesso erano previste delle precipitazioni già a partire dalle 13, speriamo siano un po' disattese. Ovviamente, come dico sempre, il manto stradale reso umido dalla pioggia crea notevoli pericoli in più. Per il resto abbiamo rilevato comunque 5 incidenti questa mattina, di cui uno conferito, e adesso ne abbiamo 2 in attesa, uno in Milano, solo danni in via Milano, e invece siamo capitati, una pattuglia è capitata, stava andando su un altro intervento, adesso stiamo cercando di mandare il pronto intervento sull'incidente in Perugino Conti, un'auto e moto coinvolte, non sappiamo se sia una cosa, ma non credo, visto le comunicazioni radio, sia una cosa estremamente grave. E per il resto numerose chiamate per varie cose, soprattutto per lavori, per rimozioni. Ricordo che ci sono dei lavori in via Romagna, in via Moncogliano, li ho già detto questa mattina. Dovrebbero essere ancora in atto dei lavori in via Picardi per sostituzione, comunque sui cavi telefonici sotterranei. Quello che mi preme, mi è stato detto comunque di porre l'attenzione in tutti questi giorni, il discorso del concerto del 2 giugno al Pala Trieste, allo stadio Rocco. Stadio Rocco, certo. E ci sono dei divieti che entreranno in vigore ovviamente il giorno del concerto stesso, però ci sono numerosi camper soprattutto che sostano nelle aree vietate, perciò chi avesse il mezzo di questo tipo parcato in zona Valmaura, Palatucci, Flavio Miani, lo sposti almeno per quella giornata lì, per evitare ovviamente sanzioni o altro. Ovviamente ci sono i divieti, per quanto riguarda i mezzi dovrebbero venire rimossi eventualmente. Per il resto non abbiamo altre cose particolari in
in azienda, però dalle telecamere vedo che ad esempio sulle rive sta già piovendo, perciò è cominciato a piovere. Ci ha dato questa notizia in diretta. Qua in zona sta cominciando adesso, ma vedo che sulle rive c'è gente in Piazza Unità con l'ombrello, perciò sta piovendo, attenzione. E allora è cominciato, previsioni rispettate, dai. Ecco, niente, vi ripasso la linea, vi auguro una buona giornata. Buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi, ancora una volta, grazie. Allora, noi procediamo, andiamo avanti e torniamo a parlare della struttura sportiva che sarà realizzata a San Giacomo in via Frausin, già al centro, lo ricorderete, delle polemiche per l'abbattimento dell'ex Pavan. Oggi un gruppo di genitori ha lanciato l'allarme, la vita delle scuole, hanno detto, di San Giacomo sarà stravolta. Vediamo. La questione sollevata stamani da un gruppo di genitori di alunni della scuola Duca d'Aosta, dell'Istituto Comprensivo di San Giacomo e del Ricreatorio Pitteri può sfuggire a chi non abiti in quella zona della città o a chi non sia dentro le faccende che comporta la scelta della scuola per i propri figli e tutto ciò che ne consegue. Punto di partenza la contestata realizzazione di un polo sportivo in via Frausin, per procedere con la quale si è già battuta la struttura dell'ex Pavane, e la necessità di realizzare i nuovi parcheggi per la futura attività, così come previsto da una variante urbanistica. Questa variante urbanistica, la numero 15, prevede, così come è stata strutturata finora, di ricavare dei parcheggi proprio per l'impianto sportivo in costruzione in via Frausin, proprio sotto il Ricreatorio Pitteri, quindi facendo degli scavi e presumibilmente compromettendo il servizio, che è importantissimo per anni. I genitori chiedono agli abitanti della zona di far sentire la propria solidarietà, si appelleranno all'amministrazione comunale per una riconsiderazione della variante e non escludono affatto di poter instaurare un dialogo con Palazzo Sipario, per il quale sembrano esserci degli spiragli, e ribadiscono infine un dato già emerso qualche settimana fa. Ma vorremmo che l'impianto fosse collocato in un luogo più idoneo, che il Comune facesse marcia indietro e lo collocasse non incastonato tra le case della piccola via Frausin, ma in un luogo più idoneo che magari consentirebbe di avere anche già dei parcheggi di pertinenza senza dover stravolgere il Ricreatorio Pitteri e il cortile della scuola Duca d'Aosta. C'è poi un altro problema che nello specifico riguarda la scuola d'Aosta, ma che spiega perfettamente come, facendo a meno di un tassello esterno, l'impalcatura sociale che regge la vita di un istituto scolastico rischi di crollare. Già abbiamo avuto un grosso problema essendo spostati nella sede del Timeus e stando lì per 4 anni. Abbiamo lottato fortemente in stretto contatto con le insegnanti per riportare i genitori nella scuola di base, e il punto forte della nostra scuola è il stretto legame con il Ricreatorio Pitteri, che offre proprio il servizio del doposcuola e del SIS per quelli del tempo normale, ma altrettanto anche per le famiglie a tempo pieno che usufruiscono di un paio d'ore tranquille. Punta al terzo mandato il sindaco uscente di Sgonico, Monica Hrovatin, candidata con la lista civica Scupa Insieme. L'obiettivo è portare a termine le tante opere già avviate, e sull'utilizzo del campo scout per ospitare i migranti del Silos la candidata chiede più coinvolgimento della popolazione locale. Vediamo. Abbiamo da riqualificare il municipio, abbiamo già 200.000 euro stanziati, il progetto è già pronto da avviare, e la strada che porta da Rumpimpiccolo verso Sagrado 165.000 euro, la piazzetta Rumpimpiccolo 200.000 euro, e poi abbiamo 430.000 euro per la bonifica e la riqualificazione dell'ex aerocampo di Borgo Grotta Gigante, che verrà destinato a attività ricreative, scopi culturali e sportivi. Ancora la ristrutturazione della sede della nostra protezione civile a Gabrovizza, 158.000 euro. Questi sono già soldi stanziati. Abbiamo il progetto preliminare per l'allargamento del nostro cimitero comunale a Sgonico e parliamo di 550.000 euro di opera, per cui adesso stiamo lavorando, si lavorerà insomma nei prossimi mesi sul progetto definitivo esecutivo e via avanti così, con anche la progettazione della rotonda Telit. Il Silos in questo momento nel 2024 in
in Europa una cosa del genere veramente fa male al cuore, per cui una soluzione assolutamente va trovata a questa situazione. Se la prefettura e il comune di Trieste decidono, penso che abbiano ormai già preso la decisione, credo che bisogna mettersi a un tavolo di confronto per ovviare a determinate problematiche, perché i nostri residenti hanno anche diritto di vivere, diciamo, in tranquillità. I militari della Guardia di Finanza di Monfalcone a maggio hanno intensificato i controlli mirati al contrasto del lavoro sommerso, individuando complessivamente 11 addetti irregolari. In un'auto-officina in particolare sono stati scoperti 2 meccanici intenti a prestare la propria attività in assenza di regolare contratto di lavoro e delle comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa in materia. Nei confronti del datore di lavoro è stata applicata una sanzione di 3.900 euro. L'attività è stata sospesa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in virtù dell'impiego di lavoratori in nero in misura superiore al 10% di quelli regolarmente assunti. Nel corso di verifiche in alcune attività di ristorazione e bar tra Monfalcone e Ronchi dei Legionari sono stati inoltre individuati complessivamente 9 lavoratori in nero tra gli addetti al delivery e il personale di sala. Nei confronti delle attività economiche è stata emessa la maxi sanzione fino a un massimo di 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare. Anche in questi casi è scattata la richiesta dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro finalizzata all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività. Ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ci vediamo fra poco. Prendiamo la diretta del telegiornale ricordando che questa sera c'è il Ring come ogni giovedì e c'è anche il sondaggio: abolire i senatori a vita, giusto? Questa è la domanda, potete rispondere, la chiamata è gratuita, i numeri che vedete adesso in sovraimpressione. Intanto vi ricordo ancora una volta gli ospiti di questa sera: Franca Padovan della SVP, Alessandra Guerra di Pace, Terra, Dignità, Carlo Pasqualetto di Azione Siamo Europei, Diego Moretti del Partito Democratico, Anna Maria Cisinte della Lega e anche il giornalista Mattia Pertoldi del Messaggero Veneto. Torniamo all'inaugurazione a Monfalcone della nuova stagione balneare a Marina Iulia, con la spiaggia riqualificata dopo le mareggiate dell'autunno scorso, e domani, venerdì, si inaugura la piazza del punto più a nord del Mediterraneo. Vediamo. Monfalcone punta ad affermarsi come punto più a nord del Mediterraneo, proponendo un'estate ricca di eventi e iniziative per cittadini e turisti. Venerdì sarà inaugurata la nuova piazza sul canale Valentinis, che diventerà approdo per il nuovo collegamento marittimo con Trieste. Oggi l'ultimo sopralluogo tecnico del sindaco Cisinte col presidente della regione Fedriga. Questo intervento, che vale 5.200.000 euro, grazie anche al gioco di squadra, non solo con la regione ma anche con il consorzio sviluppo economico, con tutte le imprese, con la Capitaneria di Porto che è un partner fondamentale, siamo riusciti anche a rigarantirci la possibilità del trasporto marittimo che mancava da più di 40 anni. È una realtà bellissima, una piazza sul mare. La nuova stagione balneare è stata poi inaugurata dal sindaco a Marina Iulia, dove la spiaggia si presenta riqualificata dopo le mareggiate autunnali. Rinnovata la scalinata d'accesso, l'area giochi per bambini attrezzata e senza barriere architettoniche, nuovi campi per il beach volley, attrezzature ginniche e un'area sportiva che sarà illuminata e fruibile anche di sera. Ultimati i primi 50 metri del nuovo pontile, che sarà completato per la prossima estate e sarà dotato di un punto di ristoro. Tutti i lavori che rientrano nel più ampio piano di opere del valore di circa 3,5 milioni di euro di fondi regionali. Tante le iniziative in programma per l'estate, tra eventi culturali, sportivi e di svago. È un litorale che conduce quasi 15.000 persone ogni fine settimana. Le attività sono assolutamente fondamentali e quest'anno i turisti che verranno a trovarci, piuttosto che anche le persone di tutto il territorio, troveranno delle grandi novità, con una camminata che permette ovviamente anche alle persone che vogliono approssimarsi al mare e che accompagnano persone disabili o anziane di poter arrivare fino all'accesso in acqua, e questo è fondamentale, ma tutti gli eventi per noi sono fondamentali. Li faremo quest'anno il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica in collaborazione con i concessionari del posto, e quindi ci saranno attività di tutti i tipi, da ludiche a musicali, ci sarà geografia estate, ci saranno molti concerti, insomma una grandissima estate a Marina Iulia e in tutto il litorale monfalconese.
A Gorizia invece si sono conclusi i lavori al bastione fiorito del castello, poi si procederà con l'intervento nell'area del piazzale delle milizie. Vediamo. La riqualificazione del castello di Gorizia e del suo borgo compie un importante passo avanti con l'ultimazione dei lavori in bastione fiorito. Il cuore del centro storico cittadino recupera così uno dei suoi punti più suggestivi, da cui si possono ammirare panorami mozzafiato della città e del suo circondario. Oggi lo si vede così, ma dobbiamo pensarlo con i tavolini, con le sedie, con l'illuminazione, con la vegetazione, con un punto di somministrazione piccolo di cibo e bevande. I goriziani rammentano che nel periodo estivo qui trovavano sempre ventilato, una temperatura sempre gradevole, davvero un luogo che difficilmente si riesce a trovare nelle altre regioni. Un luogo stupendo che aumenta sempre di più la capacità attrattiva, l'appeal della nostra città. Il sito dunque riconquista la sua eleganza e potrà regalare ai cittadini e ai turisti momenti di relax e una vista unica. A seguire inizieranno i lavori sul piazzale delle milizie che saranno gestiti dall'ente di decentramento regionale come stazione appaltante e vedranno la realizzazione di una struttura polifunzionale che implementerà ulteriormente i vantaggi di questo luogo in termini di fruizione. L'obiettivo è aumentare l'offerta turistica del maniero creando spazi adatti ad ospitare durante tutto il corso dell'anno eventi culturali e di intrattenimento. L'Università di Trieste ieri ha reso omaggio in Aula Magna a Maurizio Fermeglia, il rettore emerito scomparso qualche mese fa, è stato ricordato nelle sue numerose sfaccettature. Vediamo. Maurizio era una persona estremamente semplice e quindi questo ha fatto sì che fosse amato da tanta gente proprio per questa sua attitudine, per trattare tutti in maniera ugualitaria, essere cordiale, avere la capacità di ascolto, diciamo dal primo ministro fino al semplice cittadino, ed è stato anche sempre un punto di riferimento costante e aperto all'ascolto e all'aiuto. Così la professoressa Sabrina Pric oggi ha ricordato il marito Maurizio Fermeglia, già rettore dell'università, scomparso improvvisamente qualche mese fa. La figura di Fermeglia è stata raccontata questo pomeriggio nell'aula magna dell'Ateneo Triestino nel corso di un'informale ma intensa cerimonia che ha visto gli interventi di colleghi e amici, impegnati tutti nel tratteggiare le 1000 sfaccettature di un docente, in fin dei conti di uno scienziato, che però non nascondeva le proprie passioni extra-accademiche, quella per i Pink Floyd ad esempio, ma soprattutto quella per la montagna, e proprio da quel mondo arrivano i primi tangibili segni di amore e rispetto verso un'ombra verticale che di quelle passioni ha vissuto sino in ultimo. Abbiamo realizzato una via d'arrampicata proprio in Varrosandra, lì della quarta galleria, e appunto c'è questo bel pilastro bianco e l'abbiamo dedicato a Maurizio intitolandolo il pilastro del rettore. E in seconda battuta adesso stiamo studiando lo sviluppo appunto di creare un sentiero per dedicarlo. Dovremo un attimo valutare il percorso per creare un qualcosa che lo ricordi degnamente e che questo sentiero abbia un suo spirito e una sua estetica. Anche l'omaggio del mondo accademico ha inteso salutare la versatilità di un insegnante, di un maestro che nei colleghi e negli studenti e in fin dei conti in tutti noi ha saputo guadagnarsi quell'affetto importante che ha sostenuto la famiglia nel momento certamente più doloroso. Che ci ha sorpreso fino a un certo punto, immaginavamo una grande onda di commozione. Questa è stata ancora più grande di quanto forse ci aspettavamo noi, ma ci ha riempito veramente di piacere e soprattutto, ripeto, so che lui ha sentito quest'onda arrivare fino a dov'è adesso, che non so dove sia, ma sarà arrivata anche a lui e gli avrà fatto veramente, veramente piacere. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.